Eccoci qua, arrivati a questa prima, diciamo, puntata, se la vogliamo chiamare così, di un corso particolare di chitarra. Poi spiegherò il perché questa parola particolare. Innanzitutto è un'ottima iniziativa che parte dall'Accademia di Musica Sarda, che fa parte appunto dei corsi che andrà a coprire diverse discipline, o meglio diversi strumenti della tradizione della musica sarda. Io mi occuperò della chitarra, però non della chitarra sarda come, sì, musica sarda per chitarra, balli, musiche per chitarra, ma non della chitarra sarda tradizionale. Magari mi spiego, la chitarra sarda tradizionale come che viene intesa è sempre questa, no? Quando si parla di chitarra sarda viene in mente questo suono. Ecco, di solito per chitarra sarda si intende questo suono qua. Ciò che io ho in mente per questo corso è tutt'altra cosa. È un corso in cui tratterò come suonare le musiche della tradizione sarda, balli sardi, userò il termine balli sardi oppure ballo sardo, che comprende molte cose. Riprenderemo al meglio assieme a voi corsisti, brani dalla tradizione sarda, come per esempio il ballo campidanese. E quindi ciò che io voglio proporvi qua, e che propongo di solito anche nella mia attività di chitarrista e didatta, è la chitarra sarda, la musica sarda vista per chitarra come solista, non come chitarra d'accompagnamento come abbiamo visto prima sulla classica, sul chitarrone sardo. Quindi portare la chitarra, eseguirà da sola, ecco, come potrebbe essere la fisarmonica, un organetto diatonico, le launedes, un ballo da solo, in cui esegue la melodia, il ritmo, in pratica come se fosse una chitarra classica, solo che eseguiamo delle musiche dalla tradizione sarda. E il mio intento è appunto, partendo dalle basi, dalle minime conoscenze che magari alcuni di voi non hanno, io le fornirò io stesso durante questo corso, in modo che tutti si arrivi a ognuno che segue il corso arrivi a un livello, diciamo, decente da poter eseguire un ballo da solo, oppure anche andare successivamente avanti per conto suo, avendo le nozioni sia tecniche che musicali giuste, ecco. Quindi parleremo logicamente dello strumento della chitarra. La chitarra non è necessario avere dei grandi strumenti per eseguire della musica, logico, è un buono strumento, dà una migliore resa sonora, ma per eseguire i balli sardi una qualsiasi chitarra può valere, una chitarra classica con corde in nylon, una chitarra chiamata il folk, quella con corde in metallo, eccetera. Una chitarra elettrica diciamo di no, perché porta ad eseguire tutt'altre cose, però è possibile anche su quello. Allora, la chitarra voglio già farvi vedere, ecco, una chitarra, questa è una semplice chitarra classica, anche di infima categoria, diciamo, però ha un suo suono. Ecco, ora leggermente e velocemente vi mostro cosa io intendevo per chitarra solista. Ecco, una breve qualche nota. Questo è quello che intendo io con questo corso di chitarra. Avete visto già, avete potuto sentire il ritmo, la melodia, tutto in un unico strumento. Non semplice accompagnamento come il chitarrone abbiamo visto prima, una chitarra solista. Il musicista diventa un solista, però diventa un solista e non impedisce di suonare assieme ad altri, se riesce a interagire con altri musicisti, come capita spesso. Si trova dei musicisti molto preparati, suonatori di fisarmonica, come dicevo prima, di organetta e soprattutto di launedas. Ecco, siamo andati alla parola launedas, non sto a spiegare
che strumento è, tutti, è uno strumento autoctono della Sardegna e tutti sappiamo cos'è, è uno strumento che fornisce, cioè, diciamo, molta musica, anche al chitarrista. Io mi ispiro, ad esempio, per i balli della tradizione, molto alle launeddas, come si ispirano i fisarmonicisti di oggi si sono ispirati i fisarmonicisti del passato, senza fare nomi. Quindi ecco, l'intento principale è questo qua, arrivare a suonare almeno un ballo sardo, poi vari balli, avendo le nozioni giuste di tecnica e partendo anche con degli esercizi. Ecco, il corso verterà, logicamente non si parte subito col ballo, ma verterà anche su diversi argomenti, l'accordatura principalmente di cui parleremo, gli esercizi che saranno prima esercizi propedeutici, magari se possono sembrare, essendo propedeutico, noioso all'inizio, però serviranno ad esempio certi esercizi per ottenere l'indipendenza delle varie dita, soprattutto della mano destra, cioè per poter eseguire, come ho fatto io prima, anche una piccola parte di ballo qui, è necessario avere una certa indipendenza fra le varie dita della mano destra, soprattutto al pollice che eseguirà la parte ritmica e armonica, fungirà da bordone, e le altre dita che eseguiranno la melodia, quindi ci deve essere un certo distaccamento fra le due, fra le varie parti delle mani, e la mano sinistra lo stesso eseguirà le note. Allora io non darò delle impostazioni obbligatorie sulla chitarra come succede ai chitarristi classici. Se uno va in conservatorio a studiare la chitarra classica deve avere una certa posizione. Certo, suppongo che molti di voi che seguite questi corsi conoscano già lo strumento, suonino magari a diversi livelli lo strumento e quindi avranno una loro impostazione sullo strumento. Io sono dell'idea che è inutile andare a forzare una persona a cambiare la sua impostazione che ha già sullo strumento per eseguire un'altra cosa. Meglio, allora perderebbe tempo e basta, e non riuscirebbe secondo me neanche ad apprendere tutto ciò che deve apprendere, perché si deve concentrare anche sull'impostazione. Allora io lascerò, sono delle idee, ognuno deve essere libero di mantenere l'impostazione che ha avuto fino ad oggi sullo strumento, sia essa giusta o errata, ma se lui si trova bene è giusto che la mantenga. Anche io utilizzo una mia impostazione sullo strumento, io non ho fatto studi sulla chitarra, studi classici, sulla chitarra sono autodidatta. Sì, ho fatto il conservatorio, mi sono laureato in etnomusicologia, ma niente con la chitarra. La chitarra sono autodidatta, mi sono costruito una mia tecnica. Magari se io avessi chiesto di entrare al conservatorio per suonare la chitarra classica mi avrebbero sbattuto fuori sicuramente per via dell'impostazione, però l'impostazione ognuno manterrà la sua. Te lo ripeto, è inutile dare è una forzatura, sarebbe una forzatura cercare di portare ognuno di voi a trovare una nuova impostazione, oppure anche l'impostazione del chitarrista classico. Se uno è nato come chitarrista classico, non gli impedisce di suonare il ballo sardo, anzi, magari è più agevolato per via di certe. Se uno è nato come chitarrista folk, folk americano, blues, queste cose qua, non gli impedisce di mantenere la stessa impostazione sullo strumento. Anzi, dico ad esempio chi ha suonato ad esempio del blues americano, il fingerstyle, si troverà molto avvantaggiato dal via dell'indipendenza delle dita, le accordature che useremo, ripeto, useremo delle accordature che non hanno niente a che fare con l'accordatura standard della chitarra, perché con l'accordatura standard sulla chitarra, nonostante sia possibile eseguire qualcosa come strumento solista, si rimarrebbe molto legati e non ci sarebbe la fluidità necessaria ad eseguire le musiche della nostra tradizione.